Allora, lei adesso ha sa camisa, come ben vedete, e queste succosse che è il reggiseno che facevano all'epoca su misura, ovviamente a persona, e la sottana su casciu, ok? E quindi partiamo da così perché sarebbe anche oltraggioso. Allora, dopo di questo poi vedete che anche gli ornamenti sul bottone e anche una sorta di corona per la fede. Questa si metteva sia quando si sposava e anche dopo. Sì. Allora, iniziamo con mettere la gunnedda, che è la gonna orbace in lana. Questa è anche abbastanza morbida, ce ne sono anche di più pesanti. Questa è perché è molto tutta mazzata, diciamo noi, quindi rimane bella, più è anche antica, come vedete ha subito anche qualche trauma. Allora iniziamo così, possiamo. La tunica, la gunnedda. Che lo riporto a posto, tanto non serve. Ci assicuriamo bene che le pieghe siano a posto, così anche nel dietro, ben raccolta dentro la tunica. Ok? Inizialmente questa era di colore, la spalasa, che adesso sarebbe un gilet, voi magari direte un gilet, la spalasa, erano di colore e anche queste venivano tinte in nero, broccato, velluto, qualcuna a filo oro, con delle perle, lambriasa le chiamiamo noi, sarebbero delle pietre colorate e tutto un filo in oro. Queste vabbè non le ha però. E questi sarebbero, cioè venivano indossati prima, ma una volta a vedove questo si fanno e si mette su zipone che in origine, questo vedete che è tagliato, prima aveva delle pieghe, delle code molto più elegante che arrivava qua a punta, praticamente proprio segnava bene il fianco della persona perché veniva fatto su misura anche questo e quindi veniva tagliato perché quando si è sposata c'era la festa e invece dopo diventava un lutto, quindi si dovevano togliere, non so perché, ma così. Iniziamo con l'indossare. Funziona? Sì. Sta funzionando. Adesso si sente qua. Ma si sentirà meglio lei se non Sì, infatti. Adesso ci viene da dietro. È comodo. Ci assicuriamo bene che vengano tirate la camicia, così. Bene, fate queste sbuffi così, ecco. E come vedete dietro ecco, è tagliato, qua mancano queste code molto eleganti, però al momento. vedo per l'eleganza. Ecco. Adesso queste vanno sopra, che così tengono bene il seno e anche tutto quanto, la camicia e sul zipone. E questa non sa spalasa. Ecco la L'hai già spiegata. E la Si sente di meno perché le casse sono dietro. Parli avvicino. Si sente di meno signora perché le casse sono dietro. Si sente meglio senza microfono. Secondo me deve dimagrire ancora. Non dirmelo Vittorio. No, stiamo scherzando. Già mi conosco. Questo è su trancafilu, praticamente un filo che tiene a misura della persona, più lungo, più corto, tutto dipende da come la persona, sempre a persona anche questa. Così lo tiene, è un filo, proprio un filo. Quindi
rimaneva così aperto. Ecco, tenuto. Sì, cambiano questi. Vabbè, che va bene. Non deve lasciare ecco qua, Zuzzipone Muzzu più Saspalasa. E questo in pratica è il costume della vedova, solo che le donne che andavano a fare il ballo di Zavaggia, sopra questo costume mettevano un'ulteriore gonna, che adesso vi sta mostrando. Mettevano questa gonna. C'è anche Zavarda. Ah, vabbè, il costume Questo poi- copriva perché Zarmasculas, queste aperture, non sono lavorate, mentre in quella di panno era lavorata e non necessitava di Zavarda, la partenza, ok? Quindi copre, ecco qua, c'ha un altro aspetto molto più, insomma, elegante e anche più bello. E questa è Questa è l'altra la gonna che stavo dicendo che va sopra. orbace, anche E in questa. orbace, Lana in pratica molto fine, fungeva ben da scialle, lavorata. perché uno scialle non ce l'avevano, in pratica fungeva da scialle. La mettevano anche sopra la testa, noi non la mettiamo perché abbiamo già Piazzolla. Ecco, così poi al bisogno la facevano salire, la mettevano sopra le spalle e faceva da scialle. Meglio. Ecco qua. Così è completo, questo è il nostro vestito. Poi veniva tenute con due spille. La Piazzolla in testa per il vestito e questo. E per finire, ecco qua, questo è La Piazzolla. la Piazzola. Qualcuno usa anche Zumucadore. Anche io mi sono fatto per Si sente più con la voce Si avvolge così e si lascia una punta per eleganza. Ecco. Un altro spillino per tenerla ben ferma sopra il capo. Abbiamo un ligau, chissà te azzola, abbiamo coperto, legato, insomma avvolto, chissà te azzola. E così abbiamo finito. il ballo.